Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare un compressore a batteria S2, che noi andiamo a utilizzare su molti altri attrezzi che abbiamo già visto e già presentato. Intanto è un attrezzo molto compatto, ha la possibilità di scegliere la modalità di gonfiaggio, quindi posso utilizzare bar o KPA oppure PSI, imposto la pressione desiderata e nel momento in cui arriva la pressione che io voglio ottenere si blocca automaticamente. Quindi riesco a gonfiare fino a 10 bar, posso mettere a punto il pneumatico di un'automobile, posso gonfiare un canotto, posso gonfiare una bicicletta, i giochi dei bambini, le pressioni dei camioncini anche di un camper, e è un attrezzo che è stato studiato nei particolari perché all'interno di questa sagoma ho sia il tubo che serve per il gonfiaggio, ho una luce al bisogno, nella parte inferiore altri attrezzi, altre applicazioni che servono per gonfiare una palla ed altre attrezzi. Ho un tubo che al bisogno posso applicare o nella parte posteriore o nella parte di fianco e quindi posso sia soffiare e posso anche aspirare, vuol dire aspirare dell'aria ad esempio da un canotto, da un materassino per togliere velocemente l'aria. A me piace molto questo perché è piccolino e non ho bisogno di andarmi ad acquistare un compressore in una ferramenta che quello minimo cos'è 20 litri, quindi è un po' ingombrante. Questo lo posso riporre dove voglio, me lo posso anche portare in vacanza se vado in giro con le biciclette o ho diciamo i materassini. Ha un design molto accattivante, ha delle plastiche morbide per la presa, ha un anello per tenerlo in maniera migliore se uno desidera. Si può acquistare con o senza batteria, perché posso avere già acquistato gli altri attrezzi della categoria AS2 e quindi spendo meno per prendere un compressorino. Ciao a tutti, buon gonfiaggio.